Quindi la Bahrain si sta muovendo in maniera costante. Intanto qua proprio ringrazio Roberto Valdata perché non l'avevamo vista, e la planimetria del percorso che stanno facendo, i 4 picchi sono proprio le 4 salite alla serra, mentre avevano fatto la salita di Castelnuovo Nigra a metà percorso. E ricordiamolo che all'ultimo scollinamento mancheranno 14 km alla conclusione, tra discesa e la pianura finale che porterà qui sotto lo striscione d'arrivo di Ivrea. E questa è la planimetria del percorso che hanno effettuato i corridori. Questo era il tratto in linea, con questa salita lunga quasi 10 km da Castellamonte a Castelnuovo Nigra, poi la discesa ancora un po' di su e giù per poi immettersi nel circuito finale, che è quello che stiamo osservando in diretta. Insomma, un percorso di avvicinamento al percorso finale che comunque non era semplice, con tanti metri di dislivello, e poi qua vediamo proprio il percorso conclusivo che stiamo ammirando proprio con le immagini in diretta. Sì, tentativo che viene chiuso proprio sotto l'impulso del Team Sky e del Team Astana, e quindi si riforma un gruppo di 18 elementi, quindi a questo punto, di cui fanno parte anche Brambilla e Felline. Ecco qua che andiamo allora a scorgere visi, volti. Molto importante, anche i corridori si guardano in faccia, no? Nel finale di gara. Sì, io però Aru lo vedo molto bene, entrerà lui quasi certamente adesso, lui che è un corridore che non dico che deve arrivare da solo, ma quasi deve tentare il tutto per tutto se vuole vestire la maglia tricolore. E bocca serrata, chiusa, respira col naso e basta, o ci sono tanti moscerini oppure concentratissimo, ma sta proprio bene. Fabio Aru non l'ha nascosto, è qui per provare a vincere questo titolo italiano, il percorso gli si addice, quindi concentratissimo. Puccio davanti, il perugino. Rapporto improbabile, adesso cercano di tenere alto il ritmo proprio perché lo vediamo, la lunga fila di 18 uomini di testa, perché non vogliono più essere sorpresi. Comunque mi sta stupendo anche Sonny Colbrelli attorno alla 9ª posizione, proprio alle sue spalle vediamo Vincenzo Nibali. Intanto scorrono i nomi del gruppo di testa: Cattaneo, Nibali, Antonio, quindi anche Antonio fa parte del gruppo di testa? No, mi dicono di no, infatti non mi sembrava di aver Canola per il gruppo Canola. Nippon. Allora, Felline per la Trek Segafredo, Mattia Cattaneo e Francesco Gavazzi per l'Andoni Giocattoli Sidermec. Della Stana ci sono Dario Cataldo e Fabio Aru, Sonny Colbrelli e Vincenzo Nibali della Bahrain Merida, Damiano Caruso della BNC, Davide Villella della Cannondale, Rinaldo Nocentini del Club Sporting Tavira, Davide Rebellin fa parte del gruppo di testa, non l'avevo ancora notato, lui che corre per la squadra del Kuwait, eccolo lì con questa maglia azzurra e nera, esatto, a metà gruppo, ed è, manco a dirlo, il più anziano, 45 anni per Davide Rebellin, che professionista. Marco Canola della Nippo Vini Fantini, che tra l'altro credo che abbia un dolce ricordo perché lui a Rivarolo, se non erro, vinse una tappa del Giro d'Italia. Poi Rivarolo Canavese a pochi chilometri da Ivrea, poi Brambilla e Trentini la doppietta della Quick Step, Salvatore Puccio e Gianni Moscon, quindi prima dall'elicottero avevo chiamato Diego Rosa perché l'avevo visto lavorare prima, Puccio. Invece è il perugino Puccio. Poi Matteo Busato, bravissimo, il veneto della Villiers Triestina Selle Italia, e Diego Ulissi del Team Emirates, UAE Team Emirates. Il campione d'Italia uscirà da questi uomini, vediamo veramente... E avremo un nuovo campione d'Italia perché, come pensavamo, Giacomo Nizzolo non fa parte del gruppo di testa in questo momento e verrà fuori da questi corridori, il nuovo campione d'Italia. Puccio da ragazzo, grandissimo talento, ha vinto anche il Giro delle Fiandre Under 23, e poi è il corridore che forse fosse passato invece che al Team Sky, un team professional italiano, poteva poi pensare di fare il capitano più avanti. Invece è successo che Puccio è andato in questa grande squadra e si è un po' adattato a fare il ruolo di gregario, pur avendo grandissimi mezzi fisici. Eh sì, direi di sì, approdato proprio al Team Sky nell'anno 2014, Salvatore Puccio, classe 1989, un corridore di spessore, veramente un corridore importante per il Team Sky e importante quest'oggi, lo vediamo per la sua squadra. Sta facendo adesso una bella azione
prestazione, tengono alto ritmo proprio perché non vogliono più essere sorpresi. Sta facendo anche un bel campionato italiano Cataldo, proprio al servizio di Fabio Aro, in quarta posizione sui pedali proprio in questo momento. Salvatore Puccio ha vestito anche la maglia rosa al termine di un cronometro a squadre e quindi per lui una grandissima soddisfazione, così come Brambilla l'anno scorso ha vestito anche lui la maglia rosa, poi si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Lui in maglia rosa si è messo a aiutare Jungels per far prendere la maglia rosa al suo compagno di squadra. Si stanno avvicinando, Marco. Sì, ormai siamo al passaggio, siamo agli ultimi chilometri, lo vediamo a 22 chilometri in questo momento. Suona già la campana qui sulla linea d'arrivo e saranno gli ultimi 20 chilometri decisivi. Ricordiamolo che i corridori che fanno parte di questo drappello più veloci sicuramente spiccano su tutti: Sonny Colbrelli e Felline. E adesso sono arrivati tanti poridiesi qui sulla linea del traguardo a fare il tifo, uniti ai vari fan club dei vari corridori. Bel pubblico sull'arrivo, malgrado una giornata che sconsiglierebbe di stare al sole. Qualsiasi dottore sconsiglierebbe di stare sotto questi 36 gradi con un sole o con rovente. protezione molto elevata. Ci siamo. Suona la campana anche per la polizia stradale, per la scorta tecnica, per tutti quei mezzi che sono assolutamente necessari per far svolgere una competizione ciclistica. Ultimo decisivo giro del campionato italiano Elite, che ha preso il via questa mattina da Asti, l'epilogo qui a Ivrea nel Canavese, e transitano adesso sotto la linea del traguardo. Al prossimo giro il primo che passerà sarà campione italiano. Pochi chilometri e poi sarà la salita finale e capiremo come la vorranno interpretare i favoriti, se cercheranno da subito la grande selezione o attendere gli ultimi 1700 metri. Non lo so, difficile da capire, lo sapremo tra poco. Esatto, lì basta vivere per comprendere cosa accadrà. Intanto abbiamo visto i mezzi della RAI parcheggiati proprio dopo il arrivo. Un ringraziamento all'Esterna 2 di Milano che sta trasmettendo per l'Italia e per tutto il mondo, e un grazie ai moto operatori di ripresa che ci stanno permettendo di vivere questo campionato italiano con delle immagini sempre eccellenti. Attenzione anche a Matteo Trentin, che fa parte del drappello di testa, e l'abbiamo ricordato già, Brambilla. Passa un altro gruppetto trainato da Gasparotto con Ciccone sotto la linea del traguardo. Impossibile per questi corridori 52 secondi, troppi, Andrea, per cercare di rientrare. E quindi la prima notizia è che uno dei favoriti, Giovanni Visconti, faceva parte di questo drappello con Gasparotto che stava cercando di aiutarlo. E adesso è il momento della verità, perché ci sono corridori come Fabio Aro che non possono pensare di arrivare in volata. Ci sono corridori come Diego Ulissi e Fabio Felline che devono difendersi, e poi c'è Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, un grande finale. Sì, attenzione anche a Diego Ulissi, hai fatto bene a sottolinearlo, altro corridore fornito di un discreto spunto di velocità quando arriva con questi drappelli. E anche Gavazzi, anche Francesco Gavazzi è un corridore, eccolo qua alla miraglia dell'Androni Giocattoli Sidermec, che tra l'altro è quasi di casa qui la formazione dell'Androni, perché è una formazione piemontese, poi spesso vengono in ritiro in questa zona, tanto è vero che i colombiani della loro squadra vivono a Cournier, quindi a pochi chilometri da qui, e la squadra dell'Androni tra l'altro si rende protagonista ogni anno prima di Natale, visto lo sponsor che fa giocattoli. Si recano sempre nel pediatrico dell'ospedale di Ivrea a portare doni ai bambini sfortunati, quindi un bel gesto da parte dell'Androni Giocattoli Sidermec che si ripete ogni anno. E adesso concentriamoci sulla cronaca, ancora come il giorno e come il giro precedente. Sì. Cataldo che fa forcing e lo fa veramente forte. Lo deve fare da subito Cataldo con a ruota Fabio Aro, ricordiamolo anche per la Nippo Vini Fantini Canola, fa parte del gruppo di testa, e per il team Willer Triestina Selle Italia anche Matteo Busato. Dario Cataldo quindi con Puccio che ha esaurito brillantemente il suo compito nel tratto in pianura che portava al traguardo. Adesso Moscon è solitario
E qui vediamo ancora un bellissimo scorcio del lago Sirio con il drappello dei Testa che fila indiana, qui si accelera tanto. Questo è il dosso, guarda come lo saltano a piè pari, i corridori ancora lucidi per quanto non si possa essere. Tanto continuano a transitare corridori qui alla linea d'arrivo, entreranno gli effetti del campanellio. Deve essere molto divertente suonare la campana. Poi abbiamo visto dalle immagini che ci metteva anche una grande energia, anche perché per farsi sentire bene. Sì, perché non sempre è capitato al cronometro che c'è stata una ragazza che non si era accorta dell'arrivo, pensa, per il caldo, e ha continuato a pedalare. Quindi qualcuno l'ha visto anche prima del dovuto. Poi nel ciclismo ci sono storie in pista, soprattutto non ne parliamo, di persone che hanno dovuto letteralmente fermare la bicicletta perché continuavano succede a girare. Succede. La foga agonistica, la stanchezza. E questa è la piccola calma prima probabilmente della tempesta finale. Sì, perché ci sarà la svolta a destra e poi inizierà la parte di salita vera. Qua già comincia a risalire la strada attorno al 5-6%. Il primo tratto di questi 5 km di salita del Serra è a gradoni, mentre l'ultimo chilometro, 700 metri, sale in maniera costante e decisa con punti che toccano il 15%, quindi lì si può fare veramente la grande differenza. Cataldo forse in pieno, poi ci sarà il bivio per Chiaverano e allora lì inizierà a impennarsi la salita. Forcing di Cataldo per Fabio Aru, Diego Ulissi punta alla ruota, Diego Ulissi in terza posizione, maglia bianca e nera, punta alla ruota di Fabio Aru, poi Davide Villella in quarta posizione, abbiamo Brambilla e Trentin in quinta e sesta e Mosconi in settima posizione di questo drappello, poi dietro Davide Rebellin. Cataldo che sta dando veramente tutto, probabilmente gli ha dato la voce il suo compagno di squadra Fabio Aru, concentratissimo, vediamo come comincia a fare fatica anche Vilella e lo stesso Ulissi, qui si sta accelerando alla grandissima, è una sorta Caruso, di volata. Rebellin resiste, Trentin perde qualche metro, comunque sono ancora tutti lì e questa è la parte meno difficile della salita. Sta facendo un grandissimo lavoro Cataldo, sta facendo veramente un grande lavoro Dario Cataldo, perché sta sfiancando gli avversari di Fabio Aru. Esattamente, sta preparando il terreno al possibile scatto di Fabio Aru e pochi probabilmente riusciranno a seguirlo, lo sanno e si sono già piazzati, in particolare Diego Lissi sulla sua ruota, vedremo. E adesso un momento di respiro, la quiete prima della tempesta, tutti in fila indiana perché in questo tratto a ruota si sta ancora bene. Si fa molta meno fatica, però la fanno praticamente tutti perché il grandissimo lavoro ormai da subito dopo il passaggio sotto la linea d'arrivo lo sta facendo Dario Cataldo. Ci saluta Elisa Longoborghini, campionessa italiana a cronometro e campionessa italiana in linea dopo anni che cercava la vittoria in questo titolo. E tra l'altro vediamo chi farà come la Longoborghini, che lei ha preso ed è arrivata da sola con 1 minuto e 50 di vantaggio sulle sue colleghe, proprio facendo la differenza qui su questa salita. E anche Fellini era nelle ultime posizioni, Andrea, appena ha cominciato a risalire in maniera più decisa la salita, la strada, si è riportato lì attorno alla quinta, sesta posizione. Molto brillante anche Fellini. Sì, mentre ha puntato la ruota di Fellini Sonny Colbrelli che è dietro di lui, dietro Damiano Caruso, c'è ancora Vincenzo Nibali, splendido campionato italiano del fuoriclasse siciliano, Davide Rebellin lì che mette il naso fuori a controllare la situazione. 3 chilometri al Gran Premio della Montagna, perché allo scollinamento dell'ultimo passaggio della salita del Serra mancheranno 15 chilometri, 14 chilometri per la precisione. Vedremo se Fabio Aru approfitterà proprio delle... Sì. Eccolo, parte il Cavaliere dei Quattro Mori, parte Fabio Aru, vediamo chi ha la forza, è Gianni Moscon che prova a inseguire il sardo e alle sue spalle Damiano Caruso. È il momento decisivo. Non fa male, fa malissimo questo scatto. E anche una maglia della Quick-Step con Brambilla che resiste. Fabio Aru ha fatto la selezione, però non è da solo perché Moscone e Caruso hanno resistito. Sì, si stanno avvicinando altri corridori, però probabilmente ha nelle gambe ancora un secondo scatto che potrebbe essere anche quello decisivo a 10 metri. E vediamo i suoi immediati seguitori. Adesso Moscon si volta
non ce l'ha fatta Brambilla e adesso riparte, altro scatto, altra rasoiata di Fabio Aru, altro volo di Fabio Aru, impressionante. Si vedeva che ha la possibilità lui di ripetere quello scatto, in effetti adesso vediamo che i suoi più immediati inseguitori cominciano a far fatica, Moscon e Caruso. Non può reggere il ritmo, le accelerazioni di un peso leggero come Fabio Aru. Gianni Moscon si voltano, infatti si volta, controlla la situazione e adesso attenzione perché la salita dura, inizia adesso con la pendenza, svolta a destra per Chiaverano e qua inizia la salita con pendenze che non scenderanno mai sotto il 10%, la affronta già con un bel guadagno, 10 secondi il vantaggio di Fabio Aru in questo momento. E ancora 1,5 km, il chilometro e mezzo più difficile di tutta la salita, dove potrà sicuramente guadagnare. Qui deve cercare di farlo il più possibile, perché ricordiamolo che la discesa è insidiosa soprattutto per un uomo solo al comando. Fabio Aru, grandissima accelerazione, guardate come pedala il sardo, sta volando Fabio Aru verso lo scollinamento, deve mettere più secondi possibili tra lui e gli inseguitori, perché lui non può permettersi di arrivare in volata, se vuole vincere il campionato italiano deve arrivare da solo e sta facendo tutto in maniera perfetta. E dietro Moscon e Caruso, 7 secondi, mi sembra qualcosa di più. Sì, credo qualcosa di più, e molto più indietro gli altri corridori che abbiamo visto esplodere letteralmente sullo scatto di Fabio Aru. Fabio Aru che sale con il 53, lo vediamo con la grossa padella, quindi ha condizione, anche se dietro vediamo sale con un 26-27, però sta facendo un'accelerazione impressionante. Intanto Gianni Moscon sta mettendo tutto quello che ha sui pedali, chiede il cambio a Damiano Caruso, ma sono al limite, si voltano e quando uno si volta all'indietro per vedere la situazione alle loro spalle, non punta con il mirino davanti, vuol dire che tutto quello che ha è questo. E dietro Brambilla, vediamo Ulissi, abbiamo visto Vincenzo Nibali, quindi attenzione perché si potrebbe formare un drappello di 6-7 unità che in discesa potrebbero guadagnare qualcosa. Quanti secondi? 14 intanto la grafica. Se 15. prende 30 secondi, a mio giudizio difficilmente lo riprenderanno. La Longo Borghini calcolava per lei un 13 secondi per arrivare all'arrivo da solo, più o meno. Siamo lì, siamo al limite. Intanto però Fabio Aru continua a spingere, continua a volare. Nibali, Caruso, Nocentini, Brambilla, Moscon e Ulissi sono gli uomini alle spalle di un solitario Fabio Aru. Che azione, adesso si riporta, si forma all'inseguimento di Aru un drappello di 6 corridori, quelli che hai citato tu poco fa, anche Vincenzo Nibali lo vediamo in ultima posizione e qui riprende a salire in maniera decisa. Questo è il tratto dove si sfiorano il 15% di pendenza. Ed è Gianni Moscon ancora a lanciarsi sui pedali, vediamo Diego Ulissi, le energie sono quelle che sono in questo gruppo, continua a guadagnare Fabio Aru. Ecco che è Ulissi a fare il forcing in questo momento. E sai da cosa si è capito? Che nessuno ha neppure cercato di seguirlo, Andrea. Questo la dice lunga sull'azione di Fabio Aru. Ci hanno provato Moscon e Caruso. Guarda, impressionante Fabio Aru. Bocca spalancata, totale apnea per il sardo di Villacidro che sta facendo una grandissima impresa. Sì, può scollinare con oltre 30 secondi. È uno spettacolo vedere scattare in salita Fabio Aru. Eccolo. L'avevano detto i suoi tecnici, lo sapevamo che era in grandissima forma, uscito dal Delfinato, si è allenato benissimo su Sestriere, nel mirino il Tour de France e adesso questo campionato italiano splendido. E guarda come guadagna sul tratto più duro, adesso ha messo il rapporto più agile davanti e rilancia continuamente l'azione, sintomo che sta bene, sintomo anche di freschezza relativamente all'azione che sta facendo, e deve cercare di mettere tra sé e i più immediati seguitori più secondi possibili, perché ripeto c'è ancora l'insidia di quella discesa molto veloce. Bisogna vedere però quante energie saranno rimaste nelle gambe di questi 6 corridori che sono dietro Fabio Aru, che intanto continua a guadagnare perché sta pedalando con una cilindrata diversa. E intanto qui l'acqua credo gradita da Fabio Aru in questo momento, caldissima oggi, è bellissimo lo sforzo agonistico di Aru, subito l'abbiamo visto leggero sui pedali il ragazzo di Villacidro. Ecco Vincenzo Nibali si stacca, ma che campionato italiano anche per Vincenzo Nibali. Sì, assolutamente, si stacca quando siamo ormai a 500 metri dallo scollinamento, pare non farcela più a seguire gli altri suoi 5 compagni di avventura.
ma l'avventura migliore la sta facendo Fabio Aro con quelle due stilettate veramente impressionanti. Ha onorato il campionato italiano Vincenzo Nibali con una prestazione superba. Lui dopo le fatiche del Giro d'Italia aveva completamente staccato. Rimangono in 5 con Diego Ulissi in maglia bianca, in maglia rossonera Damiano Caruso, abbiamo in maglia nero-azzurra Gianni Moscon, in maglia del Kuwait colore indefinibile. Tu hai nozione di quel colore della maglia di Davide Rebellin? No, in effetti no, 34 secondi. E intanto va Fabio Aro, sta facendo qualcosa di straordinario, perché in 2,5 km di salita sono già 34 secondi di vantaggio che Fabio Aro ha nei confronti del drappello dei 5 corridori che sono alle sue spalle. E continua a spingere. Massimo sforzo, adesso la bocca la apre, ma d'altronde qui sta dando tutto, sa che il suo campionato italiano soprattutto lo vince in questo tratto, perché poi anche in discesa faranno fatica ad inseguirlo. E qui sempre Vincenzo Nibali, vediamo con Nocentini che fa parte di questo drappello dei 5 più immediati seguitori, mentre più indietro da quelle 5 uomini all'inseguimento di Fabio Aro lo vediamo, si è staccato circa 500-600 metri fa Vincenzo Nibali. E tanto quel signore con grande discrezione versava l'acqua proprio sul collo del corridore, quindi nel posto giusto, che non dà fastidio. Bravo, con esperienza. Un professionista. Con esperienza. Un professionista. E ancora l'immagine, lo sguardo della fatica di Fabio Aru che danza sui pedali però e sta facendo velocità. Adesso ha provato anche lui, però vedete come alterna momenti in cui su dei pedali mette un rapporto più duro e quando si siede innesta un rapporto più agile. Lo vedono dietro, lo vedono perché questo tratto è lungo e dritto, lo vedono ma è distante Fabio Aru. Sì, Moscon, Caruso, Nocentini, Ulissi, l'abbiamo visto, e Brambilla sono i suoi 5 più immediati inseguitori, con vediamo proprio Nocentini in quinta posizione che sta facendo un po' fatica. La fatica dipinta sul volto di tutti i protagonisti. Che salita, Andrea, che salita, sembra interminabile. Guarda, i giri precedenti sembrava arrivasse velocemente il Gran Premio della Montagna, qui non arriva più. Intanto 38 secondi, ogni secondo guadagnato per Fabio Aru è prezioso come l'acqua nel deserto. E guarda, si spezzano ancora i inseguitori. Ecco qua che vediamo Fabio Aru ormai sta giungendo al bivio di fine salita della Serra di Ivrea, questa splendida collina morenica di 20 km, piatta come il biliardo. Dietro fanno molta più fatica di Fabio Aro, vediamo Brambilla adesso, è lui che perde leggermente contatto. Tanto Nocentini, Rinaldo Nocentini alla ruota di Diego Ulissi, bravissimo Caruso, il toscano. E anche Moscon. Sono in 4, ha perso qualche metro Brambilla e stanno arrivando anche loro, mentre Fabio Aro già ha transitato. Ecco che Brambilla ha perso qualche metro. Ecco il pubblico, il grande pubblico del ciclismo, tutti là dove l'azione è più faticosa e più importante, in cima alla Serra di Ivrea. E qua inizia il tratto che porta i corridori attraversando Borgo Franco fino a Ivrea. Adesso c'è questa lunga discesa, circa 6 km di strada molto larga, non è tecnica per nulla e quindi se si organizzano potrebbero guadagnare qualcosa a 30 secondi di vantaggio. 35 secondi di vantaggio in questo momento al passaggio. Io ringrazio Simone Coppe per questo dettaglio importante. Qui adesso però al momento dello scollinamento 35 secondi il vantaggio di Fabio Aro dai suoi inseguitori. E deve adesso continuare a rimanere concentrato, a spingere in maniera aerodinamica con le mani basse, perché dietro 4 uomini, se si organizzano chiaramente con questo tipo di discesa, potrebbero guadagnargli qualcosa, anche se 35 secondi, 32 adesso sono di tutto rispetto come vantaggio. Ecco, allora vediamo subito Diego Ulissi a passare in testa. L'accordo deve venire immediatamente, non possono permettersi nulla, non devono fare calcoli quelli dietro se vogliono coltivare la speranza di andare a prendere Fabio Aro. Fanno forte, quindi veramente non deve pensare Fabio Aro di aver già in tasca il titolo italiano, deve, ovviamente lo sa, deve dare tutto quel che ha, anche perché lui, se venisse ripreso, è uno dei corridori meno veloci del drappello di testa, quindi deve cercare il tutto per tutto adesso di non essere ripreso. È chiaro, questo era evidente, lo sapevamo
dicevamo già, sono cercati di rimanere uniti sulla salita e adesso lo vedete, hanno immediatamente, ti hanno ascoltato Andrea, organizzato l'inseguimento. Perché magari in questi casi c'è sempre il corridore che fa il calcolo, io sono più lento in volata, allora mi devo risparmiare, invece prima devono riprenderlo, e se vogliono ambire ancora a vincere il campionato italiano, che Fabio Aru, con 2 accelerazioni che hanno piegato le gambe a tutti, sta andando a conquistarsi, ma è ancora lunga la strada che porta a Ivrea per Fabio Aru, che assume questa posizione alla Froome, è proprio il corridore kenyota britannico che finale, 30 secondi, siamo ormai al limite dei 10 km e 700 metri alla conclusione. Più alta la velocità e più è difficile per gli altri andarla a prendere, Fabio Aru, e quindi un bel vantaggio per il sardo in questo tratto. Sta pedalando ancora molto molto forte, quindi questo è sintomo che ha ancora delle energie Fabio Aru, che ha fatto un'azione strepitosa in salita. E mi vengono in mente le parole di Damiano Caruso dette questa mattina: bisognerà vedere quante energie rimarranno poi nel finale, perché è vero che sono tanti chilometri dalla cima arrivare al traguardo, però anche è vero che dopo aver fatto 4 volte la serra, a questo ritmo poi con cui hanno affrontato per l'ultima volta questa asperità, non sarà facile. No, brillantissimo ancora Fabio Aru, meno 10 per lui, qualcosa di più per i più immediati inseguitori, 4 uomini, l'abbiamo visti poco fa, Moscon, Caruso, Nocentini e Ulissi. Grande lucidità da parte di Fabio Aru, prima ha bevuto alla borraccia un sorso d'acqua, poi gel energetico a rapido impatto per questi ultimi chilometri, e intanto lui, se voltasse la sua testa destra, vedrebbe proprio Ivrea e l'arrivo, ma sta concentrato sulla striscia d'asfalto. Ecco i 31 secondi certifica ancora la nostra grafica, e quindi non hanno guadagnato. E intanto è arrivato in postazione il commissario tecnico Davide Cassani. Sottolineavamo l'importanza, l'impulso che ha dato Davide Cassani a questi campionati italiani con quell'obbligo di partecipazione, perché mi ricordo una manifestazione che si era svolta a fondo in Val di Non con pochissimi partecipanti, e questa è la classica del nostro movimento, e quindi è bello così. Si è conclusa la prova degli Under 23 che si correva a Ceglie e Messiapica, e Matteo Moschetti della Viris è il nuovo campione italiano Under 23 davanti a Sartori della Mastro Marco e a Radice della Colosio Delio Gallina. E Fabio Aru che sta percorrendo la parte finale della discesa, la parte più tecnica, quindi questa parte potrebbe favorire Fabio Aru che però ha concesso pochissimo ai suoi immediati inseguitori, ha scolinato con 35 secondi, quando siamo a meno 8 km dall'arrivo può contare ancora su un vantaggio di 31 secondi. Iniziano la parte tecnica anche i suoi 4 più immediati inseguitori, che sono nell'ordine Caruso, Nocentini, Moscon e Ulissi. Fabio Aru ha sempre detto e dichiarato che il suo tallone d'Achille, il suo punto debole è la cronometro, un esercizio su cui lui ha sempre detto che deve lavorare sempre di più, perché per vincere un grande giro devi andare comunque a cronometro. E comunque Fabio Aru adesso dovrà fare una cronometro in questi ultimi chilometri. Sì, mancano ormai all'ultimo chilometro di discesa e poi sarà quasi tutto il tracciato completamente in pianura, ma sta volando ancora. Questo è sinonimo che ha ancora delle energie, si volta ma viaggia a 50-55 km orari. La vedo dura, a meno che ci sia un crollo di Fabio Aru, che possano in qualche modo riprenderlo, anche se stanno andando molto forti. Negli ultimi 3 km, Andrea, sono andati più o meno alla stessa velocità. Ed sia è Fabio Aru che l'orgoglio di una regione, Fabio Aru, l'orgoglio della Sardegna, che ha dipinto sul casco. Tra l'altro, se ci fosse l'immagine dell'elicottero si vedrebbe anche il capostipite di quel casco, ovvero Francesco Simula, lo storico operatore di ripresa, anche lui sardo. L'orgoglio che hanno per la loro terra. Deve tenere bellissimo, duro, questo è il tratto più gesto. Difficile per lui, deve tenere duro, se tiene duro un paio di chilometri potrebbe essere fatto. Fabio Aru, che da ragazzo si è trasferito in quel di Bologna per fare il ciclocross con Cevenini, tra l'altro si sottoponeva a degli allenamenti con l'elastico ripetute in salita per il potenziamento.
poi Olivano Locatelli lo vide correre nella rappresentativa sarda e disse: però sto ragazzino aveva un cancello come bici, era tutto sgangherato in bicicletta, però arrivava sempre dietro Moser e Battaglin, che erano i più forti e correvano già in squadre come Battaglin la Zalf e Moreno nella Lucchini, e disse: questo ragazzo ha talento, me lo prendo, e infatti poi si è rivelato un grandissimo campione. Non ha vinto il Giro Bio, cosa che invece ha fatto Mattia Cattaneo, però aveva ha vinto la Vuelta di Spagna. Aveva la cosa più importante, le gambe. 28 secondi. 28 secondi adesso ci segnala Simone Coppe di Radio Informazione. Andrea, viaggia ancora a 50 km/h, quindi questo mi fa credere che ce la possa veramente fare. Ormai a 5 km e mezzo Fabio Aru dalla linea d'arrivo, che lo divide proprio dalla maglia tricolore. Sforzo impressionante sta facendo in questo momento il ragazzo di Villacidro, un cronometro per tenere distanti il quartetto al suo inseguimento, che continua a darsi cambi regolari, però hanno una pedalata meno incisiva. Sì, Andrea, avete visto quanto poco sia rimasto davanti Diego Ulissi? Si lamenta. Qui c'è la stanchezza. La stanchezza è tanta, perché per non perdere un'enormità sull'ultima salita hanno dovuto spendere anche loro tutte le energie, e quindi adesso iniziano un po' a rammaricarsi l'uno con l'altro, ma io credo che là davanti ci sia il più forte di oggi, sì, Fabio Aru. L'ha dimostrato, vediamo Caruso adesso in prima posizione, Ulissi che ha cercato di tenerlo ma non c'è riuscito, e là davanti Fabio Aru che sta volando, letteralmente volando, addirittura riprende a salire, anche se di poco, il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, e Brambilla che è molto vicino ai 4 uomini quadrati in questo momento. 5 secondi per Brambilla, che si è staccato proprio negli ultimi metri della salita della serra. Va ancora forte Andrea, va fortissimo. Ha una bella frequenza di pedalata. Sì. Bella frequenza di pedalata per Fabio Aru. Rende, è efficace la sua pedalata, vedete, un rapporto molto lungo, adesso è giusto che sia così, e lo spinge ancora con discreta facilità. Gentili telespettatori, coloro che si fossero messi in ascolto e in visione, da pochi istanti stiamo trasmettendo la prova dei campionati italiani Elite, che ha preso il via alle ore 12 da Asti, l'arrivo a Ivrea. La situazione, quando mancano 4.000 metri all'arrivo, vede Fabio Aru solitario dopo un grandissimo attacco sull'ultima salita della serra, con 34 secondi di vantaggio sul quartetto che vedete inquadrato in questo momento, con Diego Ulissi in maglia bianca, in maglia nero-azzurra di Mosconi, in maglia della formazione portoghese di Rinaldo Nocentini, in maglia rossonera Damiano Caruso. Meno 4 per Fabio Aru, vola Fabio, il tricolore è tuo, meritatissimo. E tra l'altro quando entrerà in città sarà un vantaggio per Fabio Aru, sì, no? Perché questo era il tratto più sfavorevole per lui. Assolutamente sì, ci saranno delle curve, la strada si restringe e quindi questo lo favorirà. Hanno cercato immediatamente questi uomini inquadrati di organizzare l'inseguimento, ma non c'è stato nulla da fare. Fabio aveva le gambe, era il più forte anche in discesa, ha controllato molto bene e adesso sta volando letteralmente verso la maglia tricolore. Damiano Caruso sarà al Tour de France in supporto di Richie Porte, che punterà a vincere la Gran Boucle, e Ulissi farà il suo esordio al Tour de France dopo essersi ritagliato tantissime soddisfazioni al Giro d'Italia. E intanto 35 secondi per Fabio Aru, che invece di perdere ha guadagnato ancora, e proprio le immagini credo che rendano l'idea di quanto stia pedalando, bocca aperta, in apnea. Fabio Aru, grandissimo assolo del ragazzo di Villacidro. Nulla da dire, sta vincendo il più forte, ha corso bene, supportato bene da alcuni suoi compagni di squadra e supportato da delle gambe strepitose. Tra l'altro lui, che per vincere una gara in linea anche da Under 23 ha dovuto aspettare tantissimo, ha dovuto aspettare il suo caro Montegrappa, la Bassano Montegrappa, la gara in cui si era rivelato l'anno prima, e quindi un Fabio Aru che non ha tante vittorie di questo tipo in gare di un giorno, e questa è la più importante in Italia, perché ti permette
di andare al Tour de France e ti permette poi di gareggiare sempre con il tricolore appiccicato sulla pelle. Lui non è veloce, quindi difficilmente può vincere delle corse in linea che arrivano con dei drappelli ristretti, ma quest'oggi ha fatto la differenza, è bravo, anche supportato dalla sua squadra, senso tattico, non ha aspettato gli ultimi 1700 metri più difficili, ma immediatamente già nella tornata precedente aveva messo Cataldo a fare forcing e ha fatto la stessa cosa proprio nei primi metri dell'ultima ascesa, quindi ha sfiancato le gambe dei suoi avversari e poi è entrato in azione lui facendo la grande differenza. Grandissimo Fabio Aru, e quindi ci prepareremo anche al Tour de France, a vivere un Tour de France con grandi soddisfazioni secondo me, ma adesso restiamo su questa prova, restiamo sui campionati italiani elite, su questi 1700 metri che separano Fabio Aru da una splendida vittoria. Qua la strada continua a salire e lui continua a spingere sui pedali. Eh sì, appena la strada sale, abbiamo visto in punta di sella, si rialza per rilanciare l'azione, ormai sa benissimo che nessuno gli può togliere la vittoria, almeno di un crollo, si volta ma dietro non vedrà assolutamente nessuno. Concentrati Fabio, vola verso il tuo tricolore, meritatissimo. E vedi che nella vita le sfortune possono diventare fortune. Fabio Aru doveva partecipare al Giro d'Italia, una brutta caduta in allenamento, poi i problemi e complicazioni nel recupero hanno fatto sì, e intanto qua la soggettiva che vediamo, i due caschi sardi, e c'è una regione in festa oggi perché Fabio Aru è proprio l'emblema della Sardegna. Il bagno di folla, lui che non ha partecipato proprio per quell'infortunio al Giro d'Italia, e gli ha permesso di trovare questa straordinaria condizione che l'ha portato a un brillantissimo Giro del Delfinato. Oggi a 1100 metri dal titolo tricolore, poi ad andare a giocarsi il Tour de France. 1000 metri, la fiamma rossa, il triangolo rosso che segna ultimo chilometro per Fabio Aru, quindi da un infortunio è nato qualcosa di importante per Fabio Aru. Assolutamente, avrà il tempo anche di godersela questa vittoria, ormai è agli ultimi 800 metri e nonostante tutto si volta e rilancia ancora l'azione, bravissimo. Curva a sinistra, adesso inizia un tratto in pavé, deve solo stare attento adesso nella conduzione della bicicletta Fabio Aru, perché ormai vede già la zona delle transenne, vede la zona del traguardo, vede anche i rilevamenti che gli indicano quante centinaia di metri mancano allo striscione d'arrivo. Mezzo chilometro a 500 metri di vantaggio, e può gustarseli questi 500 metri il Cavaliere dei Quattro Mori, perché ha 42 secondi. Incredibile, guarda il casco, eccolo guarda qua, il simula, eccolo qua. Inquadralo, grandissimo, sì. Che lucidità. È proprio il Giro d'Italia partito da Sardegna, lui che non correva, un'ovazione quando è andato sul palco di Alghero. Eccolo qua, Fabio Aru, per la prima volta campione italiano in carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori, un'impresa straordinaria. Gli applausi sono tutti per Fabio Aru, campione d'Italia. Bravissimo Fabio, bravissimo. Grandissimo, grandissimo, l'ha cercata, l'ha voluta e l'ha trovata, meritatissimo, veramente una cavalcata in solitaria negli ultimi 16 chilometri, impressionante. Ecco le lacrime di Valentina, la sua compagna, Valente il suo massaggiatore, gli abbracci, grandissima prestazione. Poi il suo allenatore sul campo abbiamo visto, Paolo Ultima Tiralongo. corsa per Tiralongo. E adesso però vanno onorata anche questa volata di questi straordinari ragazzi che hanno fatto una super corsa, hanno trovato uno straordinario Fabio Aru. Diego Ulissi bravo secondo, Nocentini terzo e Caruso quarto, e poi arrivano dietro altri corridori. Comunque era grandissima prestazione di Fabio Aru, perché ha fatto veramente un gesto incredibile lui per vincere. Tanto abbiamo visto poi arrivare il gruppo di Marco Canola, quindi viene ufficializzata adesso l'ordine d'arrivo. Bravo, e gli applausi anche per Vincenzo Nibali che conclude con 1:12 nel vivo della corsa fino all'ultima salita, poi non è riuscito a tenere il passo tantomeno di Aru quanto dei più immediati seguitori, però buon campionato italiano anche per Vincenzo Nibali. Ecco i complimenti anche dei suoi colleghi per Fabio Aru, che sta arrivando alla zona dove poi lo sentiremo al microfono di Alessandra De Stefano. È una grande vittoria. Ecco.
Matteo Cavazzuti e l'addetto stampa della Stana che fa largo, e qua l'orgoglio di Fabio Aru che porta i colori della sua terra. Grandissima vittoria, sì. E naturalmente le dita al cielo, che possono sembrare banali, ma le dita al cielo di tutti i corridori italiani sono per il loro grande amico che non c'è più, il nostro grande amico che non c'è più, Michele Scarponi, e non mi stupirò mai di vedere quelle dita verso il cielo per Michele Scarponi. Tutta la grinta di Aru, Alessandra De Stefano con il nuovo campione d'Italia. Andrea sta scendendo dalla bicicletta, lo portiamo qui alla zona delle interviste, così riusciamo ad averlo. Una grande emozione quella che ha regalato oggi Fabio Aru all'Italia, ma la grande emozione Fabio se l'è regalata a se stesso, una cavalcata, 39 secondi, 36, 42 fino a quell'urlo, vai, vai. Cosa vuol dire questa vittoria, Fabio? Vuol dire tanto, vuol dire che ho passato dei mesi difficili e sinceramente non mi aspettavo di andare così forte. Da quando ho iniziato a correre sto correndo con una maglia speciale, che questa è la maglia di Scarpa, che ce la siamo scambiati a Sierra Nevada, e dopo la vittoria all'Italiano ci tengo a darla alla famiglia. Che un po' di emozione ci sta, Fabio? Sì, ci sta. Sicuramente, sai, la vita è fatta di momenti belli, ma tanti momenti brutti, è importante rialzarsi sempre. Purtroppo questi mesi non sono stati facili, ma sto rivedendo la luce. Stai rivedendo la luce e soprattutto hai ritrovato una voglia di pedalare, una voglia di essere l'Aru di Montecampione, e ancora di più perché hai fatto una cronometro. È stata una lotta contro te stesso, soprattutto nel finale. Sì, è stata veramente dura. Sono andato a tutto, ho deciso di attaccare quasi inizio salita perché volevo fare un po' di differenza e ci sono riuscito, sono senza parole. Grazie davvero a Fabio Aru, lo ritroveremo tra poco, Andrea, a corso con la maglia di Michele Scarponi, questa maglia che poi sarà donata ad Anna Tommasi e ai gemelli Giacomo e Tommaso, che salutiamo sempre, Andrea, lo facciamo ogni giorno. Io sto raggiungendo la mia postazione, Andrea, tra poco sarò di nuovo lì. Benissimo, quando sarai in postazione poi ti ridaremo la linea, e qua andiamo a rivedere il gesto di esultanza ai meno 300 metri. Il capolavoro l'ha costruito in due fasi, in salita sulla serra e poi con questa splendida condizione che gli ha permesso addirittura di guadagnare nel tratto in cui doveva perdere. Ne aggiungerei un'altra, Andrea, pilotando bene il suo compagno di squadra Cataldo in prima battuta, poi con due attacchi, il primo dove ha fatto la grande differenza e poi una seconda accelerata quando si avvicinavano i più immediati inseguitori, una seconda accelerata che gli ha permesso di scollinare con 35 secondi che servivano da soli per raggiungere poi qui la linea d'arrivo in solitario. Intanto si stanno preparando gli addetti per la cerimonia protocollare di premiazione. Intanto la top 10, Fabio Aru, nuovo campione italiano, poi in seconda posizione Diego Ulissi, Rinaldo Nocentini sul podio, Damiano Caruso in quarta posizione, Gianni Moscon quinto, poi a 48 secondi Marco Canola, Fabio Felline, Sonny Colbrelli ottavo, Matteo Trentin nono, Davide Rebellin straordinario, decima posizione per un 45enne, incredibile, è un sempreverde Davide Rebellin. Sì, e non hanno deluso soprattutto i grandi favoriti, Andrea, li ritroviamo tutti questa sera nelle prime posizioni dell'ordine d'arrivo. Fabio Aru che era dato tra i grandissimi favoriti e non ha deluso. Ecco il Castello delle Tre Torri, il simbolo di Ivrea che sorge su questa collina con di fianco al Duomo, e noi da queste belle immagini architettoniche a Alessandra De Stefano nella sua postazione. Grazie Andrea, torneremo da te per seguire il podio. È stata un'emozione, per veder vincere Fabio Aru. Ci ha detto: sto correndo con la maglia di Michele Scarponi, è la maglia che Michele gli aveva regalato a Sierra Nevada e adesso la restituirò alla famiglia. Una maglia, quella del campione italiano, Beppe, che ci riporta a fare un salto indietro a quando Nibali andò al Tour con la maglia di campione italiano e vinse. L'Aru che abbiamo visto nel finale è un Aru che ci farà sicuramente
sicuramente divertire al Tour de France. Sicuramente, ed è stato molto toccante, molto emozionante questo momento. Lui stesso era molto provato da questo fatto, con quella maglia di Michele Scarponi addosso, campione d'Italia al Tour. Hai detto bene, ci divertiremo, perché evidentemente aveva ragione Beppe Martinelli, Aru così non l'abbiamo mai visto così forte, mai, neanche quando ha vinto Sestriere. E neanche così magro, questo lo dobbiamo dire. Davide Cassani diceva che con questa magrezza si guadagnano 10 watt in salita, e quindi 10 watt farà la differenza. Straordinario Dario Cataldo, e ci siamo divertiti, Andrea, ad ascoltarvi con grande attenzione. Abbiamo proprio cronometrato il finale così come ce l'avete fatto cronometrare voi. Aveva 32 secondi di vantaggio a 5 km, 34 a meno 4, 36 a meno 3, 39 a meno 2 e 42 a meno 1, quindi quei 5 km Beppe li ha vissuti e li ha fatti vivere come un cronometro. Sì, in un tratto che avrebbe dovuto favorire gli inseguitori che erano in 4, potevano darsi i cambi, e lui da solo continuava a guadagnare. Questo è il segno di una condizione splendida, che non va forte solo in salita, qui in un momento in cui, ecco, vedi, i ciclomotori non devono cercare di copiarlo in questo caso, perché è una cosa pericolosissima questa, andare giù in discesa così. Forse ha imparato da Froome, è Froome che l'ha lanciato per primo, Pantani invece stava seduto dietro sulla ruota dietro, leggermente più indietro, però comunque, va detto, è un Fabio Aru che ci farà divertire al Tour, perché il Tour è un Tour un po' strano, non c'è un netto favorito, ma questo Fabio Aru è all'altezza dei massimi favoriti di Froome, di Quintana e di Contador. Andrea De Luca ha detto una cosa molto interessante quando ha detto stiamo assistendo a qualcosa di particolare. Io penso che quello che abbiamo visto oggi è un campione ritrovato. In quel vai che ha urlato sul traguardo c'è tutta la rabbia di aver vissuto una stagione da dimenticare, perché insomma quando ti capita che un Tour, il Giro d'Italia numero 100 parte dalla casa tua e tu hai un infortunio, poi la tragedia di Michele Scarponi, quella non si può spiegare, non si può mai raccontare con le parole giuste, e questo urlo su questo traguardo qui ad Ivrea, Beppe, ha restituito credo un campione a se stesso. E non dimentichiamolo mai, il Giro partiva da casa sua come hai detto, ma il Tour è molto più adatto a lui, proprio come caratteristiche fisiche e tecniche. Lui è adatto a questo Tour, disegnato per Bardet, che vada bene un francese come Bardet, ma se va bene a Bardet va bene anche a lui. Poche crono, tanta montagna per questo Fabio Aru. E poi non ci dimentichiamo lo scorso anno i giorni neri del Tour, ma anche il grande giorno al Tour quando fece terzo nella cronoscalata, e la sensazione è che la posizione è migliorata, l'aerodinamicità è migliorata, e quello che noi stiamo vedendo qui è il risultato forse di un anno che lui avrebbe voluto dimenticare, quello di quest'anno. Certo, ma sicuramente pensiamo alle ultime giornate, alle ultime montagne del Tour, quando ci sarà da salire sul Galibier, sulla Croix de Fer, ma soprattutto l'Isoar, che per la prima volta vedrà un traguardo di tappa sull'Isoar. Questo Fabio Aru quel giorno sicuramente sarà fra i protagonisti. Io penso che il lavoro anche fatto con Jakob Fuglsang al Dauphiné, con la tappa vinta col Dauphiné nelle mani di Fuglsang, ma anche il lavoro che ha fatto oggi Dario Cataldo. Dario Cataldo oggi ha davvero spezzato le gambe, nel senso dal punto di vista proprio, come si dice, ciclistico, insomma, ha dato veramente, fatto la differenza, ha imposto un ritmo fortissimo e ha tagliato fuori tutti, in un primo attacco a 16,8 e nel secondo attacco poi quando è andato via. È stato importantissimo la funzione di Cataldo, e poi proprio anche la sicurezza dei due, perché all'inizio della salita Cataldo si è messo davanti, Fabio Aru nella sua scia, senza preoccuparsi degli avversari. Sarebbe stato meglio magari partire dalla quarta, quinta posizione, no, lui era lì, Cataldo che tirava, lui dietro, e quando è partito ha fatto il vuoto subito. Quello sì, quello che abbiamo visto oggi sono state prove anche di Tour, sono state prove soprattutto per quello che riguarda le salite dure, perché indubbiamente oggi la differenza, pensate che la temperatura percepita durante tutta la corsa è stata oltre i 35 gradi, quindi 236 km sono stati impegnativi non soltanto dal punto di vista altimetrico ma anche dal punto di vista del termometro, Beppe. Sono proprio prove di Tour, perché questo poi sarà il clima che troveranno soprattutto quando si arriverà nei Pirenei. Penso quando saranno nel Midi francese cosa troveranno sicuramente, ed è importante anche la corsa di Ulissin che aveva Tour, perché era subito lì, era dietro, ed è un corridore che ha il Tour per i traguardi di tappa. Lui non pensa alla classifica ovviamente, ma per i traguardi di tappa ci sarà sicuramente. Io penso anche a questa maglia indossata da Fabio Aru, l'emozione che abbiamo visto e che abbiamo sentito proprio nelle sue parole, a quegli occhiali a coprire proprio il momento di intimità, no? Perché poi l'emozione è giusto che venga anche conservata e non violata. Poi ha tolto gli occhiali, ha detto questa maglia tornerà ad Anna. Io penso che Anna Tommasi, se ci sta guardando, se ci sta ascoltando, sentirà quel valore di questa maglia portata da Fabio, con la voglia, con il desiderio e con la forza di crederci. Ecco, questo è proprio quando è nata l'iniziativa vincente, prima 16
15 km 8 dal traguardo. Guarda la sicurezza, con tutti gli avversari nella sua scia, non ha cercato di sorprendere, era davanti, gli scandiva il ritmo Cataldo e lui è partito sicuro di sé, sicuro di fare il vuoto al primo assalto. È molto importante adesso una cosa che mi auguro che l'Astana prepari una maglia tricolore un po' più bella di quella di Nibali. Mi piacerebbe che fosse un po' più visibile, perché è una maglia tricolore che al Tour de France ci renderà tutti orgogliosi e fieri di un campione di questo valore. Io penso che comunque la maglia di questo campionato italiano, questa maglia Astana, avrà un valore unico per quanto riguarda l'importanza del gesto di averla indossata e l'importanza del gesto ancora più forte di restituirla alla famiglia. Io andrei da Andrea De Luca e da Marco Saligari per seguire la premiazione, se riusciamo. Speriamo di avere di nuovo Fabio Aru proprio per fargli commentare, Andrea, come abbiamo detto prima, questo finale palpitante che è un finale vissuto a cronometro per uno scalatore. Eh sì, è stato bravissimo Fabio Aru, ma supportato da una grandissima condizione. Ecco, giustamente parlava del peso Alessandra De Stefano. Va ricordato però una cosa, che quest'inverno Fabio Aru rispetto all'inverno scorso era molto più pesante, quindi è anche un messaggio che si manda ai cicloamatori, no? Ma bisogna perdere il peso quando si va verso l'appuntamento che si è prefissati, ma durante l'inverno non bisogna stare in ipossia, bisogna... Assolutamente, bisogna essere con il peso centrato al momento della prestazione. E questo è Nocentini, ottimo terzo classificato quest'oggi, ha fatto veramente anche lui un campionato italiano di tutto rispetto. Straordinario Rinaldo Nocentini. Certo, Rebellin uccide tutti con i suoi 45 anni, ma anche Rinaldo Nocentini con la sua voglia di fare, adesso corre in questa formazione Continental portoghese, si è levato le sue belle soddisfazioni anche quest'anno, e io credo che arrivare sul podio al termine di un campionato italiano così tirato, così difficile, così impegnativo, sia indice di quanto Rinaldo Nocentini potrebbe benissimo correre anche a un livello superiore, quantomeno una professional. Assolutamente sì, infatti ha militato qualche stagione nella G2R di Vincent Lavenue. Secondo classificato anche lui, ha cercato in tutti i modi, Diego Ulissi, di potersi aggiudicare questo campionato italiano, ma ha trovato sulla sua strada Fabio Aru. Diego Ulissi di Donoratico, provincia di Livorno, tra l'altro quest'anno a inizio stagione è riuscito a vincere proprio il Gran Premio di Donoratico, la gara che lo ha fatto innamorare del ciclismo, visto che passava proprio davanti a casa sua. Seconda posizione per un campione come Diego Ulissi, è il primo dei non vincenti per lui. Assolutamente sì, però e vediamo si sta preparando Fabio Aru a indossare la sua maglia tricolore. Avevi ragione, non ha vinto tantissimo nella sua carriera, ma ha vinto di qualità. Ricordiamolo, nel 2015 le 2 tappe al Giro d'Italia, la classifica generale della Vuelta di Spagna, e l'anno scorso è il Criterium de Dauphiné, e adesso quest'anno con la maglia di Scarponi in mano. Fabio Aru, belli questi gesti, sentiti, anche un po' di commozione per Fabio Aru, nuovo campione italiano. E ci farà divertire Andrea al prossimo Tour de France. Succede a Giacomo Nizzolo, nei 2 anni precedenti aveva vinto un suo compagno di squadra, Vincenzo Nibali, e qui la soddisfazione con Ghigo, presidente della Lega Ciclismo Professionisti, che va a fare indossare la maglia tricolore a Fabio Aru. È la maglia tricolore, quella che vorremmo, questa sì. Che aveva anche Nizzolo quest'anno. Bisogna stare su questo classico, ha ragione Beppe Conti, spero anch'io di cuore davvero che sia così, anche quella usata da Fabio Aru in gruppo. E allora Fabio Aru con la maglia tricolore, un inedito, riceve anche la medaglia d'oro. I complimenti, la bellezza di Fabio Aru, che è sardo, legatissimo alla sua terra, poi ha vissuto in Emilia, quindi è legato anche alla città di Bologna, è cresciuto nella Bergamasca e quindi ha vissuto anche tanti anni nella Bergamasca ed è nato lì come ciclista professionista, quindi ha a cuore anche quella zona. Classe 1990, ricordiamolo. Per amore ama il Piemonte, abbiamo detto della sua compagna che è di Avigliana, e poi per professione si allena tantissimo a Sestriere, quindi ama anche la Val d'Aosta, quindi insomma c'è tutto. Lui lo unisce veramente quel tricolore, Fabio Aru. Intanto si merita il bel bacio delle Miss, un bel sorriso per Fabio Aru dopo mesi in cui, anche se sei un campione, non arrivano i risultati, insomma la cosa pesa sempre. E adesso l'inno nazionale.
Diego Ulissi, Rinaldo Nocentini. Notellino di Mameli per Fabio Aru, nuovo campione d'Italia, e adesso state all'ascolto in visione, cari telespettatori, perché Fabio Aru scenderà da quel palco e andrà dalla nostra Alessandra De Stefano. Intanto qua si festeggia con il prosecco, come ormai consuetudine nel ciclismo, e dopo tanto faticare, insomma, è bello anche un po' di prosecco. Tutti, davvero. E io passerei subito la linea a Alessandra De Stefano, che l'abbiamo già citato in trasmissione in telecronaca, Davide Cassani. Questo 117 partenti sono tanti, veramente complimenti alla federazione e a Davide che ci ha sempre creduto. A te Alessandra. Sì, complimenti a Davide Cassani, gliel'abbiamo fatti. Davide, te l'abbiamo già fatti prima con Beppe Conti. Bella la scelta di dire chi non fa il campionato italiano non fa il mondiale, perché è una maglia importante, una maglia bella, una maglia che ha un valore e una maglia che ancora una volta sarà in gruppo al Tour de France. Il campionato italiano va onorato partecipando a questa corsa, perché c'è in palio un simbolo, una maglia che uno indossa per 12 mesi. E la cosa bella è che oggi abbiamo assistito a una corsa bellissima. Vincenzo Nibali, nonostante non avesse preparato questa corsa, è stato all'altezza e ha onorato questa gara e ha vinto il più forte. Fabio Aru lo aveva dimostrato al Delfinato di stare particolarmente bene. Davide, questa è un'immagine bellissima che rimanda a queste immagini del podio, poi la grande emozione che hai vissuto anche tu, perché insomma poi Davide Cassani non è soltanto il commissario tecnico della nazionale, ma è l'anima del ciclismo, perché insomma me lo posso permettere che lo conosco da più di 20 anni, vi assicuro l'emozione con cui Davide si è alzato per seguire l'inno è un'emozione che fa venire l'emozione a chi lo racconta. Possiamo dire soltanto che ci divertiremo al Tour de France, per non dire altro, Davide? Penso che Fabio Aru abbia avuto un avvicinamento ottimale. Pensa a te, la sfortuna lo ha portato ad abbandonare le speranze di partecipare al Giro d'Italia, ha vinto questa maglia tricolore e sarà al Tour de France con una grande condizione, in una grande condizione, quindi il suo obiettivo è quello di salire sul podio e può riuscirci. Davide, il valore della vittoria di Fabio Aru assume un significato importante anche dal punto di vista della memoria. Ha detto: questa maglia era la maglia di Michele, me l'aveva data, io l'ho portata e la restituirò ad Anna adesso. Questa è una maglia che ha un valore incredibile e soprattutto è molto bello il fatto che lui la restituisca alla famiglia. Sai, ci sono tanti momenti in cui si pensa alle persone che non ci sono più, agli amici, alle persone che ti hanno aiutato. Michele Scarponi era un compagno fidato di Fabio Aru, era un suo scudiero e oggi penso che negli ultimi chilometri, soprattutto nell'ultimo chilometro, Fabio Aru ha pensato a Scarponi, perché la vittoria era sua e questa maglia è dedicata ad un corridore che secondo me a Fabio Aru ha insegnato tanto. Citti, imparando da te, insomma, poi c'è tanto da imparare, qui abbiamo scritto tutto, insomma, i secondi nel finale, Davide, questa cavalcata verso il traguardo fa sperare bene anche dal punto di vista della cronometro, per quanto riguarda Aru, che è il suo punto debole, no? È il suo punto debole, ma non dimentichiamoci che al Tour de France di cronometro ce ne sono due, però una è di 14 km e l'ultima di 22, quindi non ci sono tanti chilometri a cronometro. Quest'anno al Tour de France affronteranno i Vosgi, il Jura, il Massiccio Centrale, i Pirenei, le Alpi. Con l'arrivo in cima all'Isoara dovranno affrontare Croix de Fer e Galibier. È un tour veramente duro e un Fabio Aru così pimpante, così tirato, così magro l'avevo visto poche volte, ma soprattutto oggi ha dimostrato di essere forte. Perché? Perché non ha aspettato gli ultimi 2 chilometri, quelli più duri, è partito prima, vuol dire che stava particolarmente bene ed era anche psicologicamente pronto per affrontare questi ultimi 20 chilometri. Comunque Davide, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione e lo vediamo con le immagini, è davvero molto magro rispetto a quello che abbiamo visto. Infatti io quando l'ho visto ieri per eccolo qua, guarda, eccolo qua, siediti, vai. Roberto Valdata, facciamogli vedere le immagini, Roberto, Infatti questa maglia gli sta un po' larga. Gli sta un po' larga, allora ascoltami Fabio, magro sei più magro, non ci dire di no, sei magrissimo. Ma sì, ho fatto tanti sacrifici questi mesi, stare quasi un mese fermo per un infortunio. Ho dovuto mangiare solo un'insalata a pranzo per tante settimane perché veramente non potevo muovere il ginocchio, quindi non facevo tanta attività, ma facevo solo tantissima fisioterapia. E sinceramente sono stati mesi molto duri per me, per la squadra e per tutti, però la stagione
non è ancora finita e oggi mi ripagano e andiamo al Tour con questa maglia. È sempre stato un mio sogno, ho fatto secondo d'Under e sono contento di averla vinta nella massima categoria. Guardate un po' qua, guardate il Cavaliere dei Quattro Mori cosa ha combinato, grande anche Dario Cataldo oggi. Sono stati grandissimi tutti, Dario ha fatto un lavoro immenso, è un atleta fortissimo, ci siamo sentiti al giro e già lui l'idea di fare il Tour era veramente galvanizzato, infatti è arrivato già qua al campionato italiano con una buonissima condizione, ma tutti gli altri miei compagni da Minali che ha lavorato all'inizio, a Moreno, a Oscar e a Tira che a una delle sue ultime gare ha fatto un lavoro grandissimo, eravamo solo in 6 ma abbiamo fatto una grandissima corsa, ci hanno creduto e sono contento di ripagarli. Allora adesso devi guardare questa telecamera, abbiamo solo 30 secondi al pubblico di Rai 3 di vederti ogni giorno al Tour de France. Sì, seguitemi al Tour e cercherò di farvi emozionare e sicuramente con questa maglia magari mi riconoscerete un po' meglio e quindi darò il massimo e forza Italia. Grazie davvero al campione italiano Fabio Aru, grazie al commissario tecnico, grazie a Andrea De Luca e a Marco Saligari. Ci vediamo al Tour de France e ci vediamo al Tour de France con la maglia del campione italiano ed è solo l'inizio. Grazie di essere stati con noi su Rai 3 con il Tour, torniamo da sabato, appuntamento con la presentazione delle squadre della Gran Boucle giovedì su Rai Sport Più HD alle 18:15. Grazie, arrivederci.